innestare un meccanismo che va esattamente contro l'usa e getta. Quindi produrre cosa e con quale qualità, quindi produrre meno e produrre meglio. Questo è il messaggio fortissimo che si deve portare avanti, anche perché, vedete, guardate qui, nei millenni precedenti praticamente non si conoscevano consumi che stiamo consumando, energia atomica, legno, firewood, petrolio, carbone. È cominciato tutto nel 1750 col carbone. Ci siamo arrivati in picchi. Voi vi state chiedendo perché il petrolio non cala, pur essendo un dollaro forte. Perché ormai, se leggete Sole 24 Ore, si preoccupano dei giacimenti gli investitori, non si preoccupano della capacità di consumo o meno. Perché tutti i giacimenti sono sovradichiarati almeno del 20% per poter produrre di più, perché possono produrre in funzione delle quantità dichiarate in giacenza. Quindi sono tutte dichiarazioni false, va bene? Ecco perché così l'OPEC può produrre di più e se ne è autorizzato a produrre di più. Quindi c'è tutto un meccanismo che da un giorno all'altro può crollare, diciamo, perché quando la domanda comincia a superare l'offerta in modo serio, non come adesso che è solo una paura di investitori, va bene? E lì allora il dramma comincia ad essere veramente serio, perché l'Italia importa l'86% del suo petrolio, 86%, e ditemi una cosa qui dentro che sia stata fatta senza petrolio, e se manca quello, guardate che le civiltà del passato sono vissute di legno e di carbonella, i mattoni, il ferro, il bronzo eccetera si fondevano con la carbonella, cioè che è legno. Quindi è una situazione. Quando parliamo di energie rinnovabili, io divido le due energie in quelle vere, che sono l'energia muscolare e le biomasse, quelle che vengono dal sole, e quelle tecnocratiche che sono le eolica, la fotovoltaica e chi ne ha più ne metta. Quelle lì sono tutte fatte col petrolio. Ve le immaginate farle con la carbonella? Una bella pala eolica al carbonio fatto con la carbonella? Non è mica così facile. E guardate che i tempi non sono eterni, Natural gas, vedete, il gas naturale, un picco, petrolio, eccetera, carbone, un po' più in là, e compagnia bella. E sole, e resta sole, papà sole e mamma piante. Questo qui è un discorso molto serio. Vedete, i giacimenti ultimi sono grossi, sono stati trovati nel 70, 80, adesso siamo agli sgoccioli e consumiamo dal 3 al 5% ogni giorno di più petrolio di quello che troviamo. Quindi è esaurimento assolutamente, la popolazione sta crescendo, qui ci sono i paesi che hanno tante risorse economiche che stanno crescendo dal punto di vista dell'occupazione e noi che stiamo calando, vedi, questi qua sono i paesi maturi, eccetera eccetera eccetera. Debito pubblico, guardate una cosa impressionante, per esempio l'Italia ha 314% del PIL di debito fra debiti finanziari, debito pubblico, debiti industriali e debiti delle famiglie. Guardate che le famiglie hanno un bel po' di debiti, non è che sia 314%. Come facciamo a colmarli come si dice a noi altri questi debiti qua? E tutti gli altri, guardate, che sono in situazioni analoghe. Quindi un'altra cosa importantissima sul cosa fare è fino agli anni 50, ma anche nei secoli precedenti, l'agricoltura aveva il 60-70% di impieghi per poter mantenere le classi parassite, l'esercito, i preti e tutti quanti, no? Adesso l'agricoltura c'ha il 4%. L'agricoltura c'è il 4%, l'industria il 26% e i servizi hanno il 70%, cioè è una struttura sociale del petrolio a basso prezzo e bisogna capovolgerla a breve. Sì, e infatti vedete che non si trova lavoro nei servizi, non si trova lavoro neanche nell'industria.
In Grecia, che dobbiamo guardare in prospettiva, va bene, il settore che sta dando lavoro adesso per decine di migliaia di persone è il settore agricolo, perché stanno sfollando le città e stanno andando nelle campagne. È perché i 4 bisogni fondamentali, al terzo posto che il cibo è. Al terzo posto c'è il cibo. Ecco perché vi faccio sempre questa classificazione qua. Ecco, poi abbiamo la biodiversità, eccetera. Guardate la situazione del Veneto dal punto di vista dell'impronta ecologica. Questo qui è il documento della Regione Veneto. Noi altri, vedete, abbiamo a livello della Regione Veneto a disposizione 1,62 euro di terra a testa, e per quello che consumiamo in termini di capacità di assorbimento, si sente così? In termini di capacità di assorbimento degli inquinanti e di produzione di cibo avremo bisogno, vedete, di 6 ettari e 43 a testa. Siamo in deficit di 4 ettari e 81. Cioè noi stiamo consumando molto al di sopra, inquinando molto al di sopra della capacità del territorio di assorbire e di produrre ricchezza. Guardate che questa impronta ecologica è fortissima, perché poi ogni regione ha le sue cose. Comunque questa presentazione poi la lascio. E siamo tutti insoddisfatti. Abbiamo il PIL che cresce, vedete? Abbiamo il PIL che cresce, ma abbiamo le indagini sulla soddisfazione e sul piacere di vivere che sono veramente piatte, anzi adesso stanno anche andando giù. Allora dobbiamo cominciare a ripensare al futuro, perché se noi veramente non cominciamo a dare speranza al futuro e diciamo che ci deprimiamo tutti quanti, e cala anche la produttività, questa bruttissima parola che rincorre sempre un discorso economico, attenzione, di crescita e che deve essere, bisogna cominciare a ridefinire dal punto di vista strategico. Salute. Questa è una paginetta dedicata agli istituzionali, ai bravissimi istituzionali che sono venuti stasera. La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Finché che sei, naturalmente, finché non mettono i ticket. Poi vediamo che non ci sono più soldi, infatti, è quello il problema. Allora, il problema è questo. La salute è un valore costituzionale. Allora è il valore costituzionale, perché senza la salute, come che dice il nonno, non si fa niente. Ma gli istituzionali sono coinvolti anche dall'articolo 54 della Costituzione, che dice: i cittadini cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento, eccetera. Disciplina e onore vuol dire che devono avere coscienza della mission che gli è stata affidata dai cittadini, quindi dell'interesse collettivo. E guardate che non è mica, vista la situazione italiana presente, non è che sia un articolo molto scontato questo qua. Per cui dobbiamo ricominciare, quando pensiamo ai nostri delegati, a questi articoli. Sono i nostri articoli, sono gli articoli dei cittadini questi. Non sono gli articoli dei politici questi, sono gli articoli dei cittadini che pagano il 55%, attenzione, che pagano il 55% delle loro tasse. Va bene, 45 più 10 fra IVA e tutto il resto, va bene, 14, e delegano questa loro ricchezza agli istituzionali che la gestiscano nel loro nome. Guardate che questo è il discorso che dobbiamo sempre pensare. Come dice Beppe Grillo, sono i nostri dipendenti. Dobbiamo pensarlo continuamente questo, perché altrimenti siamo fottuti. La salute non è solo assenza di malattia, una volta era definita così, è completo benessere fisico, mentale e sociale. Se voi abitate sotto un gassificatore
alla sera, quando chiudete le finestre dopo aver pulito magari tutto il fumo che le casca giù, come succede vicino a tanti inceneritori o a tante centrali, siete in un buon benessere psicofisico? Oppure se vi arrivano i trattamenti dei pesticidi tossici nocivi, va bene, tipo Mancozeb, clorpirifos, eccetera, 20 volte in una stagione, siete in una situazione di benessere psicofisico rilassato? Questo è il problema, e allora dobbiamo cominciare a pensare che ci sono anche dei diritti della collettività che devono essere presi in considerazione in base a tutto definito dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Principio di precauzione, questo è un principio fondamentale che noi con i pesticidi stiamo utilizzando, che i sindaci stanno utilizzando sempre di più e che anche voi dovete utilizzare, e che dice, questo è il principio europeo, poi c'è anche tutta la storia che ho fatto dietro, eccetera. Se è il principio di precauzione della Commissione europea, che dice in cui se le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte, e se un impianto manda fuori diossine e tutte altre porcherie è certamente inquinante, su questo non ci piove, perché bisogna cominciare a smetterla di dire che si muore a norma di legge. Perché a Bruxelles ci sono 14.000 lobbisti, 14.000 a Bruxelles e altrettanti a Roma. E sapete cosa fanno i lobbisti? Fanno esattamente questo: tirano sui dati dei parametri, delle emissioni, dei costi, degli incentivi, eccetera, quindi giustamente tutti i vantaggi che l'industria può avere da certi discorsi. Per cui la colpa non è dei lobbisti, la colpa è di quelli che si fanno tirare la giacchetta dei lobbisti e che noi votiamo. Io non voto Agnelli, io voto il mio rappresentante politico. Dovete sempre mai sbagliare target, mai. Non incazzatevi con l'industriale, incazzatevi con il vostro rappresentante istituzionale. Allora, è il comune che si va ad occupare, non la fabbrica lasciatela lavorare. Questo è il discorso. Allora, vi sono indicazioni, quindi se ci sono prove insufficienti, quindi possono essere incompatibili con il livello di protezione personale. Quindi usare il principio di precauzione, soprattutto anche per questi impianti. Quindi, in sostanza, evitare di intraprendere iniziative che potranno generare rischi significativi. Ma chi lo dice nei confronti delle diossine o dei pesticidi quali sono i rischi significativi? E dopo ve ne mostro i dati, le incidenze tumorali che ci sono anche qui da voi e da me. Quelli sono i rischi, sono prove dimostrate. A me non interessa se un tumore viene generato dall'inceneritore o da un pesticida. Io voglio che mi si dica da parte del braccio armato istituzionale sanitario che è l'ARPAV e la USL, da dove viene fuori sto tumore. Primo, perché lo pago per quello, voglio che lui inverta il trend, non che stiano crescendo in continuazione e dicano è così. No, allora andate a casa. Gli bravi tutti governare in questo modo qua. Allora andate a casa. Perché non possiamo pensare di avere incrementi di incidenze tumorali del 5, 6, 7% all'anno e dire è così il progresso. No, ci sono le alternative. Chiamate qui la dottoressa Gentilini, chiamate qui Tamino, ve ne danno le alternative. Ripeto, se voi fate le targhe alterne nella regione Veneto, dimezzate il PM10 e il PM2,5, e perché non lo fanno? Dappertutto però. Bisogna organizzarsi in modo diverso. L'alternativa, allora, nella nostra zona
c'è un malato di tumore maligno ogni 19 persone. 4 anni fa ce n'era uno ogni 24, ogni anno cala di uno. Fra 10 anni saranno tutti malati di cancro. Ebbene, allora qualcosa bisognerà pensare, no? O no?